l'Europa da nord a sud si può percorrere anche in via muscolare. Questo è l'esempio che persone preparate, ci mancherebbe, ripercorrendo il viario di Pietro Querini, ripercorrendo una rotta che è già tracciata dal 1400 e che unisce il nord e il sud Europa, che mette in collegamento realtà, città, nazioni, prodotti che si spostano, può anche diventare un veicolo culturale che servirà a promuovere ulteriormente il nostro territorio, la nostra enogastronomia, il nostro modo di fare civiltà veneta. Quindi un in bocca al lupo a Adriano Pellizzone e a Paolo Vidotto, che inizieranno appunto a fine giugno questa attraversata dell'Europa e che li vedrà arrivare assieme alla Regione Veneto nelle giornate europee della cultura dedicate a Via Querinissima a Bodo, Capitale Europea della Cultura 2024. Io sono molto felice di aver partecipato fin dall'inizio a questo progetto, iniziato prima con il Presidente Ciambetti e ora anche con il consigliere Micheletto assieme alla Confraternita del Baccalà di Sandrigo, perché è un volano importantissimo per quanto riguarda il nostro turismo. Un turismo che parte da Venezia per arrivare ai paesi del nord, e riuscendo anche a trasportare e a far conoscere le nostre eccellenze, in questo caso il baccalà e il radicchio di Treviso Tardivo, ma non anche il prosecco, tutto quello che riguarda la nostra economia, perché in questi viaggi c'è l'opportunità di avere degli scambi anche con gli altri paesi, con i quali poi si possono avere delle relazioni e possono produrre anche opportunità di finanziamento da parte dell'Unione Europea. A questo scopo io mi sono fatta parte attiva, oltre che a rappresentare la Via delle Querinissime al Parlamento Europeo precedentemente, anche per chiedere il patrocinio proprio del Parlamento Europeo alla Presidenza. Questo è in fase di istruttoria, ma ho la sensazione positiva che ci venga dato e quindi andremo a onorare il sogno di avere un riconoscimento, probabilmente siamo in attesa da parte del Consiglio d'Europa come itinerario culturale e in più il patrocinio del Parlamento Europeo, e quindi sarebbe molto importante per la nostra regione a livello turistico e europeo. Come confraternita siamo partiti un po' per scherzo, provando a ripercorrere la via Querinissima sia in barca a vela sia con una 500, scendendo lungo l'itinerario di Pietro Querini. Portavamo il baccalà alla vicentina, una ricetta di tradizione, i vini locali. In realtà nel Veneto, nella nostra regione, nel nostro territorio, tutto si tiene la storia, si tiene la tradizione, si tiene la bontà di questi piatti e soprattutto l'intelligenza nella trasformazione di prodotti che vengono anche da fuori, perché ricordiamoci che il baccalà alla vicentina si fa con lo stoccafisso delle Lofoten, dove la via Querinissima arriva. Quindi credo che costruire amicizia attraverso un buon piatto sia il modo migliore per sviluppare economia e per creare connessioni profonde che rendano l'Europa davvero un grande luogo di pace.